Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Io saluto e ringrazio Carlo Cambi che è in collegamento con noi come tutti i mercoledì per un'altra puntata degli Scorretti. Ciao Ma Carlo, buona buongiorno mattina. Cardinal Cainarca, nonché sommo direttore di Radio Libertà. Allora, grande confratello Carlo Cambi. Dobbiamo partire dal fatto, cioè, c'è un articolo molto interessante che è molto gustoso, molto bello, anche se fa molto arrabbiare, diciamo così, perché a un certo punto leggendolo uno dice ma come siamo combinati? A pagina 10 della Verità di stamani tu ti occupi di una questione che ci tocca da vicino qua a Milano e non solo. Fa molto freddo, abbiamo scoperto che tra fine settembre e inizio ottobre non era mai stato così freddo da 30 anni a questa parte. Lo ha scritto perfino il Corriere della Sera. Che però si preoccupa. E Vai, allora vai. il riscaldamento globale va poco d'accordo con questo freddo che da 30 anni non era così freddo, però contribuisce a far accendere le caldaie nel comune di Milano perché il sindaco ha dovuto dire ok, accendiamo i caloriferi, ma i caloriferi, tu hai fatto notare, inquinano molto di più delle auto, che sono invece ciò di cui si vanta il sindaco di aver ridotto la circolazione con le aree C, con tutti i vari sbarramenti che il Comune di Milano ha intenzione tra l'altro di rafforzare oltretutto, no? Ha rafforzato e fa pagare sempre di più. I termosifoni caloriferi inquinano per il 38% delle emissioni di CO2, il traffico soltanto il 9%. E allora come la mettiamo? Visto che E tu a un allora è certo molto punto, semplice. a un certo punto tu citi il famoso film, no, di Benigni e Troisi, non ci resta Sì, che piangere. E sì, pagare, tra sì. l'altro, perché per entrare nel centro devi pagare anche per Il fatto lavorare. è che, E il fatto perfino è i che il tuo medici, sindaco Sala, perfino i medici si sono arrabbiati perché devono pagare per eh, andare dai, dai- no, dai- dai loro i assistiti. pazienti Mm, devono pagare. No, il fatto è che il tuo sindaco Sala ha cambiato il copione, non ci resta che piangere. Perché mm. quello lì era quanti siete, dove andate un fiorino. Invece Sala è quanti siete, guidate un fiorino, pagate. È un po' diverso. Vabbè. No, ma la contraddizione meravigliosa di questo gran ghignol dell'indignazione per il green, per il riscaldamento globale è meravigliosa perché il Corriere ieri mattina ci racconta, fa un freddo boia, i milanesi battono i denti, eccetera, eccetera, ma il giorno prima, e lo trovi ancora sul sito del Corriere, ci fa capire che la calotta antartica si sta sciogliendo per il riscaldamento globale. Poi uno va a leggere, no? E dice, ma cazzo, questa è una catastrofe. Mm. Sai quanto si è sciolto della calotta, tra l'altro neanche la calotta antartica, ma di isole E tu lo scrivi, che stanno nel circolo polare antartico? sì, no, dillo tu il numero Lo perché è impressionante. 0, 0,00086% del ghiaccio presente in Antartide. Ma questo basta a dire che c'è un allarme epocale. Ora, mi piacerebbe che ecco. si mettessero d'accordo fra E, di loro. Io non è che e pretendo siccome di Carlo avere la verità Milano, nella tasca. siccome Milano è la città dell'aperitivo, il sindaco ha avuto un'idea geniale, gliel'hai attribuita Certo, tu. appena ha letto questo pezzo del Corriere ha detto basta, basta, basta Martini ghiacciato perché i cubetti ora li portiamo in Antartide come mattoni resilienti per la ricostituzione della calotta, capisci? Cioè, E visto che è lo dai, 0,000086%, forse qualche cubetto di Martini è sufficiente. È esatto, se sufficiente. davanti al cubetto dal Martino porti lì e cioè, contribuisci Basta e a avanza. rendere migliore la vita della foca, quella che ci avevi insieme all'aperitivo, no? Ehm, e io non so veramente più da che parte rifarmi, No, qua al di là della burla. no, a cercare il senso delle cose, capisci? Il che non vuol dire negare il riscaldamento globale, che probabilmente che c'è perché misurano le temperature, si vede, ma il tema non è continuare con questo allarme che consente ai vari, come si chiamano, ai vari climatologi col cravattino, è presente, sì, no? Sì. A quell'altro di avere un posto in Rai perché diversamente non saprebbe che fare nella vita. No, il punto è, se c'è riscaldamento globale, cerchiamo di capire come conviverci e cerchiamo anche di capire se è vero che le attività antropiche hanno questo impatto straordinario. Leggevo tempo fa un sito che si chiama Science, che non è lo stesso
che si occupa di medicina ma è parallelo, in cui ci sono un sacco di scienziati, ma veramente molti, che dicono guardate che come dice peraltro Franco Prodi, guardate che l'incidenza dell'attività umana sul cambiamento climatico è intorno al 5, 6, 7% massimo. Quindi per quanti sforzi noi vogliamo fare di ridurre il nostro impatto, la capacità di deviazione del corso naturale delle cose è realmente minima, cioè sarebbe come cercare di spostare un autobus con le mani. Ora, abbiamo dei problemi. Il primo problema è il fatto che il nucleo della Terra si sta raffreddando. È una tendenza che vale per alcune migliaia di anni, quindi non è che abbiamo un problema adesso. Sappiamo che l'insolazione è minore, sappiamo che c'è l'attività di molti vulcani molto grossi in questo momento nel mondo, e i vulcani sono stati responsabili nella storia ultramillenaria, ultramilionaria di anni del pianeta, di una serie infinita di mutazioni del clima. Quindi il tema, ripeto, non è quello di schierarsi contro o a favore, ma di comprendere fino in fondo e di mettere in atto quelle misure di convivenza con la mutazione del cambiamento climatico che si rendono necessarie. Ma se poi le misure sono quelle di Sala, che accende i termosifoni, anche se poi dice però abbassiamo di 1 grado, e non vuol far soffrire il freddo ai milanesi per quei 5, 6, 7, 10 giorni di freddo acuto che ci sono adesso, ma chiude le strade, rendendo di fatto impossibile la vita a una città. Vorrei fare un censimento di quanti artigiani, di quanti commercianti, di quanti studenti sono andati via da Milano perché la vita è impossibile in questo modo, e capisci che tutto questo diventa allora sono verde ma con chiacchiere distintivo, perché non ho minimamente idea di quello che sto facendo. Il problema qual è? È che questa cosa in piccolo che ho rilevato per Milano, ma per divertirmi, purtroppo riguarda Bruxelles, e tutte le scelte che Bruxelles ha compiuto sono scelte che prescindono dai dati reali. La dimostrazione è la fine di una delle industrie portanti dell'economia europea, che è quella dell'automobile, è inutile che ci stiamo a girare intorno. Quel comparto industriale lì è morto, finito. Senti, ma perché però? Io mi domando perché. Qual è la finalità, diciamo, no? Visto che Ma guarda, c'è un dato che ha dato perché l'estate. evidentemente, diciamo, se tu parti dalla Commissione europea e scendi giù fino al Comune di Milano, non puoi pensare che queste scelte siano fatte solo per insipienza, per ideologismo. No, te No? lo dico io. Tutto questo, secondo me, è stato deciso più o meno una quindicina d'anni fa a Davos. Tu sai che Davos è poi il punto dove si riuniscono quelli di Bilderberg, e sta di fatto che Bilderberg è in mano ai grandi fondi finanziari, ok, di investimento. Che scelta hanno fatto? Apro parentesi e aggiungo dettaglio, poi ritorniamo qui, no? Il fatto che un fondo come BlackRock vada a Palazzo Chigi, poi ne parliamo dopo magari a corollario di questo, come lo valuti? Perché ti spiego, perché si sono accorti dell'errore che hanno fatto 15 anni fa. Mm. Quando il povero Tremonti, ministro dell'economia, anzi ministro del tesoro allora, ministro del tesoro di Berlusconi nel 2011, sollecita gli eurobond in Europa per far riprendere la produzione, e Draghi lo caccia, perché poi ricordate tutte le cose. Draghi è stato quello che ha cacciato Berlusconi e Tremonti, convinto che la manovra monetaria e finanziaria fosse prevalente rispetto alla necessità di salvare diciamo così, il comparto produttivo. C'è qualcuno che mi telefona, abbi pazienza un attimo, lo facciamo sfogare. Sì. Vabbè, comunque vado avanti, tanto mi sentite lo stesso. Sì, ti sentiamo. Questo, come posso dirti, questo comincia da lì sostanzialmente. Che cosa decidono? Decidono che l'Europa deve smettere di produrre. Guarda che Claudio Descalzi, l'amministratore delegato dell'ENI, lo ha detto chiarissimamente. Ha detto: quando noi europei, ma soprattutto a Bruxelles, si vantano
del fatto che inquiniamo meno degli altri non dicono un dato fondamentale, che negli ultimi 20 anni il rapporto di merce importata per ogni singolo europeo si è moltiplicato per 20 volte. Cioè noi abbiamo smesso di produrre, facciamo produrre fuori, ci vantiamo che non inquiniamo, ma ovviamente non producendo non inquini, e compriamo la roba all'estero. E qual era il gioco della finanza? Il gioco della finanza era molto semplice. Siccome gli europei sono i più ricchi del mondo, siccome hanno un livello di vita molto alto, saranno dei forti consumatori. E dov'è che tu profitti molto? Non è nella produzione, perché la produzione è la combinazione di fattori che ha un costo industriale. Quando commerci invece c'hai dei margini praticamente illimitati, perché obbedendo alla legge della domanda e dell'offerta e avendo costi molto limitati, perché se commerci hai costi molto limitati, che cosa fai? A maggior ragione se non fai magazzino, perché tanto c'hai la Cina che produce a domanda. Che cosa fai? Ricarichi quanto ti pare, ed ecco che c'è tutto il problema dell'inflazione importata, ma lasciamolo perdere, sarebbe lunga. A maggior ragione se poi commerci prodotti a basso costo, prodotti altrove. Se poi commerci prodotti a basso costo che importati in Europa e magari griffati da un marchio diventano ad alto costo. di grande valore, ti danno una marginalità spaventosa. Sì. Questo è quello che ha fatto l'Europa. Ok? Oggi la capacità produttiva europea è ridicola rispetto al resto del mondo. Abbiamo un problema e mi dice perché non crescono i salari? Per forza non produci valore aggiunto, perché non vanno a crescere i salari, cioè, mi pare evidente, no? La Germania, vedrete, ne parliamo fra qualche mese, vedete che la Germania sta messa malissimo, la Francia sta messa ancora peggio, no, peggio della Germania no, peggio della Germania in Europa oggi non sta messo nessuno. Ma in generale c'è questo ragionamento. Allora, è chiaro che se tu sei un club di signori che non produce, non sporca, non butta le carte per terra, ti fai l'illusione che il green lo puoi imporre per decreto. I cinesi, che hanno un problema di inquinamento serissimo, che gli muore la gente per strada perché non respirano, hanno fatto una cosa completamente diversa. Hanno detto: che tecnologia ci serve per mitigare l'impatto? Questa. Quanto dobbiamo metterci sopra? Questo. Come possiamo recuperare l'investimento che facciamo in casa vendendo agli altri ciò che produciamo? Per esempio, accordandoci con la von der Leyen sulle macchine elettriche. Gli americani hanno fatto una cosa ulteriormente diversa. Hanno fatto un piano che si chiama, ve lo ricorderete, l'Inflation Act, varato da Biden, ma che fa seguito all'enorme piano di investimento varato da Trump con America First. Hanno fatto un ragionamento molto semplice: 730 miliardi di dollari messi tutti nell'industria, non messi sulle colonnine, su quello, su quell'altro, no, tutte sull'industria, e regolati da 5 provvedimenti. 5. Il Green Deal dell'Europa, sapete come è fatto? È fatto con 220 miliardi di investimento e 100 regolamenti che assommano un totale di 46.000 pagine. La differenza sta lì. Ed ecco che poi avrai un sindaco come Sala che dice: fermo le macchine in centro perché c'è l'inquinamento, ma poi do fuoco alle polveri dei termosifoni. È una contraddizione. Ma non è che sia sbagliato far scaldare la gente, è sbagliato ritenere che fermando le macchine che entrano in città tu risolva il problema dell'inquinamento. Quando Politecnico di Milano, non qualcuno che sta a Hong Kong, ti scrive che la percentuale di inquinamento sia di emissioni di CO2 che di particolato che si ricava dal traffico è 6 volte inferiore a quella dovuta al riscaldamento domestico. Domanda: se le cose stanno così e uno non è
accecato da un ideologismo di bassa lega e non vuole essere alla moda per forza, piglia quei provvedimenti o ne prende altri. Se non pensa alla sciura che gli viene freddo ai piedini, ma dell'automobile se ne frega perché tanto si può permettere di girare in taxi tutto il giorno o addirittura all'autista con la macchina elettrica sotto casa che la va a prendere, tanto gli spostamenti sono di 40 km, per cui la batteria basta. E se tu governi in questo modo è evidente che pigli la prima città d'Italia, l'unica di livello veramente europeo, e la mortifichi fino a fargli spegnere i motori produttivi, perché il problema che oggi ha Milano, che è passata da essere una città industriale, una città largamente post-industriale, una città che invecchia molto rapidamente perché i giovani non se la possono permettere, è una città che sta perdendo abilità manuali, cioè non ha più artigiani, non ha più gente che è capace di intervenire su un'emergenza, quindi è una specie di bosco verticale destinato a trasformarsi in qualche anno in Casa Serena. Ecco, però è lo specchio di un processo più generale, come tu dicevi È lo prima, specchio no? dell'Italia, sostanzialmente. L'Italia, Sì. ma anche dell'Europa a questo punto, E dell'Europa, certo, certo. perché ma non è un progetto di corto respiro questo qua di Davos, della finanza, del profitto su questa, a scapito dei Ma la fattori finanza, produttivi? Cioè, e come allora a dico, la questo punto finanza, uno dice certamente è lecito che la finanza abbia quest'ottica di breve periodo, di speculazione, di profitto, però diciamo la politica dovrebbe intervenire e dire non si regge una società sul medio-lungo termine in questo modo, no? Cioè dove stiamo andando? La famosa domanda. certo, ma la finanza per definizione fa progetti Certo, di corto raggio, di breve di corto periodo. raggio, perché specula. Cioè, la finanza non si pone il problema di come faccio a moltiplicare il valore di ciò che produco, ma si pone semplicemente il problema di come posso sfruttare le marginalità del momento. Ora io la sto cercando perché la voglio rileggere, ma spero di trovarla, la citazione esatta. Le prediche inutili di Luigi Einaudi, Sì, ecco, eccola qua. La posso leggere. prego, prego Carlo. La differenza che c'è fra la finanza e l'economia reale è questa. L'ha scritta il nostro Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, di cui si è celebrato il 150esimo, ma nessuno se ne è ricordato, che dice così: migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano, nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge, non soltanto la sete di denaro, il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste. Aspetta un attimo. Porca puttana. Erano le prediche inutili, giusto? Sono le prediche inutili. Vabbè. Scusa, devo fare una cosa. No, perché questo merita perché Einaudi credo sia uno tra i più dimenticati Sì. politici della storia d'Italia, politici economisti, non era solo un Se politico. potessi dare un suggerimento a Giancarlo Giorgetti, direi, sai che ti dico? Rileggitelo. E poi ne parliamo. Vabbè, quando vuoi fare una cosa fatta bene, ovviamente ti rompono sempre le balle. Va bene. Prova a ritrovarla, un attimo solo. Ecco, migliaia, milioni di individui, è la vocazione naturale che li spinge, non soltanto la sete di denaro, il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, Carlo, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, ho finito, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili, senti il passaggio, per ritrarre spesso utili di gran lunga
più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente trarre con altri impieghi. La differenza tra finanza ed economia è che la finanza è rendita, spesso cinica e rapace, l'economia è apertura all'uomo per il progresso. Allora Carlo, dobbiamo fare il minuto di pausa delle 10 dopo questa bellissima citazione di Luigi Einaudi. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora Carlo, la citazione che hai appena fatto di Luigi Einaudi ci fa capire cos'è l'economia, no? Rispetto alla finanza, dicevi tu, ma l'economia riassume in sé anche la dimensione sociale, antropologica e politica dell'essere umano, no? A differenza della finanza. La finanza è solo un aspetto dell'essere umano, perché il profitto, la sete di guadagno fanno parte dell'indole Ma dell'uomo. tu lo sai perché io mi sono appassionato di economia? È un aneddoto, non è che pretendo di raccontare una verità. Ma perché iscritto a giurisprudenza controvoglia per obbedire a mio papà, a mio padre, mi sono imbattuto in un professore, fra l'altro marxista, con il quale abbiamo litigato per un sacco di anni, che però spiegava l'economia politica in una maniera sublime. Era Gianfranco La Grassa, all'Università di Pisa. E quest'uomo ha acceso in me la curiosità di capire i meccanismi del mondo, e ho capito che attraverso l'economia politica, stai attento che è cosa diversa dall'economia industriale, dall'econometria, dalla matematica finanziaria, no, proprio la filosofia economica, se così mi posso esprimere, sì, è la chiave per capire i bisogni dell'uomo e cercare in qualche misura di contribuire ad alleviarli. Io che ero un giovanissimo fervente repubblicano mazziniano, tu puoi capire che posto di fronte al fatto che comprendere significava poter accedere al lavoro sulla condizione umana, è stata una specie di droga, fra virgolette, intellettuale intendo. Ecco, tu eri sul pratone di Pontida, sì, e la cosa che sfugge a molti osservatori che hanno parlato del nero come colore prevalente sul pratone di Pontida è che su quel pratone ci sta un sacco di gente che assomiglia al ritratto di Luigi Einaudi, e di gente che ha le mani dure di lavoro. È la gente che tu, in 20 e passanni di Radio Libertà, di cui sei stato lo storico direttore e che la gente ancora ama perché gli hai concesso una tribuna di libertà di pensiero, è quella gente lì, e vorrebbe sentire, secondo me, dai governanti, da chi ci dovrebbe condurre se non a una fase di progresso, quantomeno a una fase di consolidamento dei nostri traguardi, parole che gli rendono onore per la fatica che hanno fatto. Capisci che quando io oggi sento anche la Meloni, no? Che si vanta dei numeri dell'occupazione, sì, che parla del grande successo, dei numeri dell'Italia, a parte che sono numeri che andrebbero letti veramente fino in fondo. Noi abbiamo una difficoltà a generare PIL spaventosa proprio perché non abbiamo più un comparto industriale degno di questo nome. Ma detto questo, quando la Meloni dice numeri, rivendica successi, non c'è mai
la capacità di rivolgersi al sacrificio che gli italiani hanno fatto per costruire quest'Italia. E io ti dico da totalista economico, nel senso che costa veramente molto poco, come sai peraltro la Radio Libertà non costa nulla, mi disturba questo. Io ho cominciato la mia... Guarda, quando io facevo i primi pezzi di economia da giovane cronista, tanti pezzi li cominciavo con le mani del mio interlocutore. Perché le mani raccontano il progresso dell'Italia. Le mani sono le stesse mani di Michelangelo, di Leonardo, sono le mani che ti posso dire, del Bernini, sono le mani del Palladio, sono quelle mani lì che hanno fatto l'Italia, e le mani sono lo strumento di traduzione in atto di un pensiero. Quando parliamo della creatività italiana, del valore aggiunto alla creatività, che tu sia cuoco o falegname, che tu sia ingegnere o architetto, le mani sono la dimostrazione della nostra abilità, e noi alle mani abbiamo prestato molta poca attenzione negli ultimi anni. Perché? Perché sono arrivati i Prodi, perché sono arrivati i finanzieri, perché sono arrivate le illusioni europee secondo le quali le mani non servivano più a nulla. E oggi, da chi viene sconfitto da quei paesi che hanno usato le mani male, peggio di noi, molto peggio di noi, ma con un vantaggio competitivo. Non hanno quella rottura di balle che si chiama mediazione democratica. Perché abbiamo resi uguali a noi, capisci? E oggi piangiamo. Non siamo accorti nel 2001, quando hanno fatto entrare nel WTO la Cina, che si mettevano in casa un cliente scomodissimo, ma abbacinati da quell'idea che ti dicevo di Bilderberg, e cioè che si poteva vivere senza far fatica di produrre, perché tanto ci sarebbe stato qualcun altro che l'avrebbe fatta al posto nostro. Oggi ne paghiamo le conseguenze. Ma se qualche giornale me lo facesse scrivere, io farei un paragone meraviglioso tra la caduta dell'impero romano d'Occidente e ciò che sta capitando adesso in Europa. Sono esattamente la stessa cosa. Carlo, su questo io aprirei le linee, perché voglio proprio sentire cosa ne pensano coloro che ci stanno seguendo, ascoltatrici e ascoltatori, che possono intervenire in diretta chiamando allo 02 92 94 7222 oppure mandando messaggi al WhatsApp 340 6709 659. Ripeto i due numeri per la diretta: 02 92 94 7222. Per il WhatsApp 340 6709 659. E io credo proprio, Carlo, che quello che tu dicevi prima fosse proprio il patrimonio condiviso di quella gente che andava a Pontina, onestamente. Avevi proprio ragione, quelli sono i ceti produttivi che ancora largamente sono inascoltati e sottorappresentati. E questa qui è una questione che si trascina da fin troppo tempo, che la politica non è stata in grado oggettivamente di affrontare. Non sono stati in grado, credo nessuno, di dare risposte a quelli lì, perché quelli lì sono ancora lì a chiedere le stesse cose di prima, aggiornate, diciamo, con un aggiornamento, con un upgrade, ma siamo sempre là. Intanto, guarda che se l'avessimo fatto, quel povero Cristo di Giancarlo Giorgetti, che Dio ce lo conservi perché è l'unico che ha un minimo di testa in questo governo, di stare attaccato alla realtà, non farebbe la fatica che sta facendo per fare la finanziaria. Guarda, leggevo prima un pezzo di Seminario, che è un ottimo analista di cose economiche, che richiamava sulle asimmetrie fiscali. Bene, tu devi sapere che siccome non puoi portare a perdita sugli esercizi passati le perdite che hai nell'esercizio presente, in Italia, se due, come scriveva giustamente l'ex direttore generale della Confindustria, se tu in Italia hai due aziende che quest'anno una ha guadagnato 100 e l'anno successivo rimette 100, e l'altra invece quest'anno ha rimesso 100 e l'anno successivo guadagna 100, siccome quella che ha rimesso il primo anno non può portare, siccome quella che ha rimesso il secondo anno non può portare a perdita sull'esercizio passato
il mancato guadagno, pagherà il 100% di tasse, mentre l'altra, che può portare a perdere sugli esercizi successivi i debiti accumulati nell'esercizio passato, avrà un vantaggio fiscale di pagare il 20%. Tu capisci che se all'interno dello stesso sistema fiscale, per delle norme scritte con i piedi, ci sono queste enormi disparità, non puoi far crescere il paese. Quando si parla di riforma fiscale, bisognerebbe cominciare a parlare di riforma dell'impianto del fisco di questo paese, che è un impianto borbonico che è stato messo insieme dalla sinistra pezzo a pezzo con un unico scopo: andare a battere cassa per spendere male. Ecco, io vorrei, e mi sarei aspettato da un governo di centrodestra come quello che abbiamo contribuito in qualche misura a far emergere, ci fosse stato come priorità assoluta la riscrittura non tanto delle norme fiscali per agevolare qualcuno, ma la riscrittura delle norme fiscali per restituire fiducia del cittadino nello Stato, cosa che non è avvenuta e non sta avvenendo, ed è un problema enorme. Poi mi dirai, ma ci sono delle ristrettezze che non lo consentono, verissimo, però è anche vero che ci sono degli atti di coraggio, di normazione che si possono tentare, e io non li vedo, e non li vedo nemmeno perché non c'è il coraggio di andare in Europa a rivendicare che il fisco europeo va ridisegnato. Non è pensabile che ci siano delle regole di bilancio che valgono per tutti uguali e ci sono dei regimi fiscali che non sono per tutti uguali. Tu lo sai che noi in Europa abbiamo 5 paesi che sono dei paradisi fiscali. Sì. Okay? Questo non è più accettabile, e mi sarei aspettato da questo governo che cominciasse a ragionare da questo punto. Non sta avvenendo, avverrà. La cosa che so è che Giorgetti sta facendo la fatica di Sisifo per fare la finanziaria. Allora Carlo, abbiamo 3 telefonate in attesa, le passiamo in successione. Pronto? Buongiorno Lisetta, tutti e due. Buongiorno. Allora, voi prima avete accennato la Cina, non si può fare a meno di parlare della Cina, ragazzi. Ok? Perché secondo me la Cina viene definita un pericolo per la prosperità e la sicurezza dell'Occidente, e si intima, mi sembra, di abbandonare l'alleanza con la Russia. Per la NATO, loro signori, la Cina ha risposto spedendo 66 aerei e 7 navi nel mare davanti a Taiwan. La NATO, ha risposto i cinesi, mantenga il suo ruolo come organizzazione difensiva regionale del Nord Atlantico, ovvero, tra parentesi, state fuori dai piedi. Il punto vero però è che la Cina sta prendendo a spallate, mi sembra, senza riguardi e senza scrupoli, quel che resta della globalizzazione. Oggi invece Pechino ha raggiunto un tasso di industrializzazione e di competitività anche in settori di alta tecnologia. A quanto pare, voglio terminare, sul pianeta non c'è spazio abbastanza per USA e Cina insieme. Tutto qua, vi saluto e buona giornata. Bene, grazie. L'altra telefonata, anzi le altre 2. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Canacca, buongiorno Cambi, sempre complimenti. Allora, caro Cambi, io ho fatto una riflessione così, ancora riesco a farne ogni tanto così, forse un po' troppo semplicistica e diciamo anche un po' complottista, però mi dica se è sbagliato o no, vorrei una risposta. In fondo l'immigrazione selvaggia a chi conviene? La facilità di dare le cittadinanze a chi conviene? A 3 categorie: a preti, comunisti e sindacalisti. E vi dico perché. I conventi sono desolatamente vuoti, ormai è secolarizzata la Chiesa, non ci sono vocazioni. Lei ci faccia caso, tutti i preti e monache e frati che vede sono o indiane o filippine o africane. Mi trovi un'italiana che si fa monaco oggi come oggi o prete. Questo è il terzo mondo. Andiamo ai sindacalisti. Lei sa meglio di me che il 50% dei iscritti alla CGIL, forse di più, sono ultra settantenni, sono pensionate. È chiaro che la lotta di classe con i settantenni non la puoi fare. Ci vogliono giovani virgulti, sangue nuovo per fare la lotta di classe che non puoi fare con gli anziani. Terzo, si conviene alla sinistra. Loro hanno bisogno di mettere nel mercato elettorale 3-4 milioni di persone che voteranno in gran parte per loro,
perché visto gli equilibri che ci sono elettorali oggi in Italia, loro non governeranno mai, perché l'Italia è un paese essenzialmente, non dico di destra, però moderato, comunque non di sinistra. Ecco, a queste tre categorie fa comodo comunisti, preti e sindacalisti. Mi dica se è sbagliato, grazie. Grazie anche a lei. La terza telefonata, pronto? Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora, io sono un artigiano di quelli che lavorano con le mani, non mi paragono certo agli artisti che ha citato Cambi, però voglio dire, io sono 34 anni che tutte le mattine mi alzo, vengo in officina e le posso assicurare che quando vengo in officina non penso ai soldi, non penso a quanto guadagno, quello magari vedrò la sera e farò magari un bilancio su quello che ho fatto, ma il mio interesse è produrre e fare dei prodotti che accontentino i miei clienti, che mi diano soddisfazione, cerco di fare tutte le cose fatte per bene e devo dire che la cosa mi è abbastanza riuscita nella mia vita. Questo è il mio motore, ma è vero, è il motore di tantissimi artigiani, tantissimi imprenditori italiani. Quello che dispiace è che in Italia c'è una dualità. Tante persone capiscono che il lavoro degli imprenditori ha salvato questo paese dalla povertà, e ci sono invece una certa parte d'Italia che ci ha sempre demonizzato e ci dà degli evasori, degli sfruttatori, anche se magari non lo siamo, perché una parte sicuramente c'è stata. E noi viviamo in questo contesto continuo di dualità. Se le cose non funzionano, se le cose ci sono degli sprechi pubblici, se la sanità, le liste d'attesa, la colpa ma è degli imprenditori che non pagano le tasse. Purtroppo questo paese non ha solo delle questioni politiche da risolvere, qui è proprio una psicologia degli italiani, ci sono quelli che odiano chi sta bene, chi è successo, e la cosa non gliela togli dalla testa. Ho notato, gli puoi ragionare finché vuoi, ma non c'è niente da fare. Ti saluto. Allora, grazie anche a Fabrizio. Carlo, se sei d'accordo, siccome stanno arrivando a raffica le telefonate, ne prendo altre due, poi ci facciamo un attimo di pausa, no? Poi rispondi tu a tutti quanti. Bene, dai. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo dalla provincia di Treviso. Prego, Sentivo Dario. parlare prima di Einaudi. Mi piacerebbe fare un paio di precisazioni su questo grandissimo economista. L'Einaudi di cui stava parlando Cambi è quello che faceva gli articoli entusiastici sull'ascesa al potere di Mussolini. È lo stesso Einaudi che nei suoi discorsi diceva: ma cosa vogliono le pensioni, i braccianti? Non è molto meglio la società che teorizziamo noi, in cui l'anziano è amorevolmente curato dai propri familiari all'interno del suo casolare? È lo stesso Einaudi che perde le votazioni perché viene scelta l'indirizzo economico dell'Italia è completamente opposto a quello che propugnava lui, e cioè viene scelto un indirizzo keynesiano perseguendo il quale l'Italia fino agli anni 70 permetteva ai lavoratori, che sono citati in Costituzione molto più dei fascisti, permetteva ai lavoratori di mantenere la propria famiglia in maniera dignitosa, lasciando magari a casa anche la moglie, non essendo costretto a lavorare, comprandosi la casa e pensando magari di comprare anche una casa al mare. Dopodiché si è cominciato a lasciare da parte tutto questo per il famosissimo liberismo, no? Quello che propugna anche Cambi in tutti i suoi discorsi. Siamo arrivati al punto in cui Giorgetti dice che adesso dovranno pagare chi se lo può permettere, ma chi se lo può permettere adesso può permettersi con quei soldi di comprare altre cose che vengono prodotte da gente che ormai non si può permettere niente. Una volta che questi non compreranno queste cose, questi rimarranno a casa. E risolverà così il problema dell'inflazione, la tassa più iniqua che ci sia, che diceva il famosissimo Einaudi, che riguardava sì i lavoratori, ma quelli che avevano perso il lavoro erano esclusi da questo discorso. Mi piacerebbe che si potesse fare un discorso un po' più ampio qualche volta e non sempre fermarsi sulle teorie del vostro illustrissimo, per carità, ospite, però a cui sentire anche qualche campana diversa non mi dispiacerebbe. Grazie, vi ascolto. Allora, penso che Carlo ci sia qualcosa da mettere in ordine nel ragionamento che abbiamo appena ascoltato. Diciamo Intanto però ti chiedo, sì, no, poi ne riparliamo, ma ti chiedo scusa perché abbiamo la telefonata ancora che è rimasta in attesa. Vai. Poi dopo facciamo i commenti. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Franco da Milano. Senta, io volevo inserirmi nel discorso prima del signor Cambi, che parlava del sindaco di Milano, il sindaco verde bicicletta. L'altro giorno, in Piazzale Lotto, mi sono accorto che dove c'è il Lido, e che è fermo dal 2019 dopo il Covid, il Lido dove c'era, sapete cos'è il Lido, no? Dove c'è la piscina, eccetera. Ho visto che ci sono dentro delle ruspe alla chitichella. Il signor sindaco bicicletta mi sa che sta facendo qualche cosa, per cui suggerirei a Seloi Cainarca di aprire una bella rubrica dove parlano i consiglieri del Comune di Milano, perché non li sento mai. Non sento mai nessun consigliere del Comune di Milano parlare a Radio Libertà. Per cui vorrei che qualche volta fosse una rubrica dove il consigliere, uno, non so quanti sono, non me lo ricordo, parlassero delle malefatte del sindaco bicicletta. Allora, io la rubrica l'avevo già inventata col titolo Metropolis e doveva parlare del Comune di Milano, visto come un prisma attraverso il quale guardare a tante cose. E la rubrica c'è già, solo che poi con i nostri potenti mezzi facciamo fatica a nutrirla, a farla vivere. Abbiamo anche un giovanissimo capogruppo, Alessandro Verri, che era il titolare della rubrica. Gli ho detto porta dentro anche i rappresentanti della società civile, i cittadini, le associazioni, gli imprenditori, gli artigiani, cioè tutto quello di cui vive Milano. Portalo dentro la rubrica e facciamo una rubrica coi fiocchi. Anche la Ferragni, tra il dire e il fare, poi c'è di mezzo il solito mare. Però il nostro amico sotto controllo, il sindaco bicicletta bisogna tenerlo sotto controllo. Guarda, intanto devo esprimere tutta la mia simpatia per il tuo accento schiettamente milanese, per il tuo modo di parlare che è veramente antico, bello, fantastico, non si sente quasi più quella cadenza qua, guarda. Sei uno dei pochi sopravvissuti qua a Milano. Mi viene in mente la canzone di Walter Baldi, hanno scoperto un milanese qui a Milano. Comunque, grazie anche al nostro ascoltatore. Grazie. Carlo, lascio a te la parola. Dunque, all'ultimo ascoltatore, quello che parlava di Einaudi, come ne stava parlando, gli vorrei raccontare che è un po' disinformato. Insomma, Einaudi fascista è un po' grossa. È una fascista un po' grossa, che poi abbia avuto simpatia all'inizio, come lo hanno avuto gran parte degli agrari, per il movimento fascista, questo è un altro paio di maniche. E comunque il pezzo che io ho scritto compare nel 52 ed è una delle sue prediche inutili. Quanto alla scelta keynesiana, non è una scelta keynesiana, caro amico mio. La scelta è stata dettata dal piano Marshall, che è arrivato qua e ha cacciato a disposizione della Democrazia Cristiana, per evitare che vincessero i comunisti, perché quando poi parliamo della lotta partigiana, la Costituzione nata dalla lotta partigiana, la libertà, c'è una distorsione. Quei partigiani comunisti non pensavano minimamente alla libertà, avevano la testa una cosa sola: di continuare la guerra civile per instaurare in Italia il regime comunista. Vi è chiaro questo? E allora gli americani pensano bene che, siccome non possono concedere una sponda occidentale alla Russia, anzi all'Unione Sovietica, di foraggiare ampiamente l'Italia con il famoso piano Marshall. E lì le cose funzionano, perché quando c'hai l'helicopter money, cioè ti cacciano i soldi dal cielo, è evidente che riprende l'economia. Sa, quando lei parla di quell'Italia lì, parla di un'Italia che era largamente analfabeta. Lei parla di un'Italia che, se non avesse avuto i grandi agglomerati industriali che erano industria bellica, riconvertiti molto velocemente, il miracolo italiano che lei dice non ci sarebbe. Ma sa qual era quell'Italia lì? Quell'Italia lì che lei definisce keynesiana era l'Italia delle muture, era l'Italia delle suore negli ospedali, era l'Italia delle scuole private, era l'Italia delle cattedre ambulanti di agricoltura. E quando Einaudi comincia a introdurre elementi di economia liberale in questo paese, lo fa ben consapevole che, se non si dava libertà di intrapresa, non ci sarebbe stato sviluppo sufficiente. L'Italia di cui parla lei, sa quanti abitanti aveva? Aveva meno di 30 milioni di abitanti. L'Italia di cui parla lei, sa che età media aveva? Aveva un'età media di 45 anni. L'Italia di cui parla lei non aveva la zavorra dei sindacati che hanno ingrassato
le schiere di pensionati baby che hanno grassato le casse dello Stato, mettendo a carico della collettività tutti i costi sociali. Perché se lei insieme a Einaudi leggesse gli scritti di Ugo La Malfa e di Visentini, si renderebbe conto che già dagli anni 60 era abbastanza percepita l'idea che se ci si fosse continuati ad incamminare sull'idea socialdemocratica barra sovietica imposta dal PC col compromesso e dai sindacati, l'Italia sarebbe andata per aria. Il risultato è questo, il risultato è che a un certo punto Guido Carli si inventa il vincolo esterno, che è quello che ci porta nell'euro, che ci ha fatto diventare più poveri, perché è convinto che dopo gli anni del consociativismo politico non ci sarebbe stata più possibilità di redimere i conti pubblici. Ed è chiaro questo. Carlo. Okay. Allora no, velocemente le altre sì, risposte. Sì. Sugli immigrati è una semplificazione, ma non sei lontanissimo davvero. Sulla Cina, sì, non è vero che nel mondo non c'è posto per la Cina e l'America insieme. Un posto c'è, si chiama Europa, tanto è vero che tutto sta congiurando affinché l'Europa muoia e diventi una succursale o della Cina o dell'America. Carlo, ti giro gli ultimi messaggi, anzi arrivati via WhatsApp, oltre alle telefonate. Gianni da Genova, il nostro caro amico ascoltatore, ci manda un lancio di un televideo dell'anno scorso dove la CGIA di Mestre certifica che è fuga dal settore dell'artigianato a livello globale di tutta Italia. A proposito di economia reale, secondo messaggio di Gianni da Roma, l'ascolto sempre molto volentieri, Carlo Cambi, ma alle volte lei mi sembra un novello Bartali, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. È possibile che il governo di centrodestra lei non salvi mai un provvedimento del governo di centrodestra, una presa di posizione, eppure mi sembra che la nostra autorevolezza nel mondo stia migliorando, scrive Gianni da Roma. Poi Gio di Torino. I pensionati hanno già versato per il fondo pensioni, per le loro pensioni, c'è da chiedersi perché la pensione tassata a monte debba riceverla di nuovo ritassata, quindi 2 volte. L'INPS dovrebbe restituirla con gli interessi perché negli anni avrà reso moltissimo allo Stato. Il lordo dovrebbe essere netto sommato degli interessi maturati negli anni. Infine Francesco da Marghera, ha ragione caro Carlo, è anni che anch'io me ne sono accorto e vado dicendolo. Questa si chiama decadenza e non crisi. Il discorso si farebbe lungo grazie a voi. Carlo, per chiudere. Allora, del governo centrodestra sa un sacco di provvedimenti, però le chiacchiere stanno a zero. Io guardo i conti e i conti mi dicono che il paese non va benissimo. E i conti mi dicono che alcune riforme strutturali che andavano fatte, penso a quella della giustizia, penso a quella del fisco, penso a quella delle autonomie locali, non si ha il coraggio, la forza o la determinazione di portarle fino in fondo. Le dico anche un'altra cosa. Noi abbiamo mandato Fitto a Bruxelles con tanto di fanfare dicendo il PNR funziona da morire. Beh, le do un dato. I 44 miliardi che andavano spesi quest'anno ne abbiamo spesi 9. Quindi il problema non è se il governo di centrodestra funziona o non funziona, il problema è se... Abbiamo spesi 9 ma li ripaghiamo tutti. Sì, a parte che li ripaghiamo tutti, ma il problema è se il governo di centrodestra è coerente con le promesse elettorali che aveva fatto, punto. Detto questo, mi rendo conto che un conto è promettere in campagna elettorale, un conto è fare, ma è anche vero che dal punto di vista economico non stiamo messi così bene come si sta raccontando. Quindi se noi elettori di centrodestra ne prendiamo atto e stimoliamo chi ci governa a fare meglio o ad ascoltare un po' di più, senza pretendere di avere, ne faccio alcuni casi, ma a lei le pare che la vicenda del giudice della consulta sia una vicenda che depone a favore di chi ha capacità di governo? Le pare che come è finita la vicenda Rai deponga a favore della capacità di elaborazione politica? Le pare di come è finita la vicenda delle intercettazioni di Stiano stia dando la misura di un governo che ha al polso la situazione ed è capace? Le pare che Mattarella, che non ha mai detto nulla sui tagli alla sanità, improvvisamente scopre che la sanità non funziona, e quando lo scopre, quando c'è un governo di centrodestra e il governo di centrodestra non è capace di andare alla Presidenza della Repubblica dicendo: Mattarella, facciamo un po' i conti anche delle mancanze del Quirinale in questi anni. Ecco, io vorrei che il governo di centrodestra facesse questo, non lo sta facendo e da critico mi permetto di sottolinearlo. Qua per quel che riguarda invece la vocazione artigiana,
era l'anima di questo paese e andrebbe salvaguardata. Per quel che riguarda invece la postura che il centrodestra dovrebbe avere nei confronti della realtà, credo che sia la strada della Thatcher, la strada di Churchill, raccontare al paese esattamente come stanno le cose, indicando dei punti di arrivo. Grazie Carlo. Non c'è maniera migliore che chiuderla così questa conversazione. Davvero grazie a Carlo Cambi. Io ringrazio a lei, direttore Cainarca, l'abbraccio caro cardinale e spero che possiamo fare una trasmissione di rito ambrosiano occupandoci del quella è un mio vecchio pallino, ma c'è già formalmente, va riempita di contenuti come tante cose. Grazie Carlo. Sai, perché io e te siamo in questa radio, siamo stati come dire, collocati nel sottoscala. Ci piacerebbe tanto tornare in sala. Il sindaco però, grazie a Carlo Cambi. Esatto. Un abbraccio Carlo e a tutti voi, Ciao, a tutti coloro che ci hanno seguito. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrini, oltre la pagina, c'è tanta roba oltre la pagina. Avete ascoltato Gli Scorretti, una